esemplari che sono visibili in Regione Freccia. La meridiana o quadrante solare, traduzione dal latino della parola mezzogiorno, è tra i più antichi strumenti segnatempo. Il suo uso cominciò a decadere solo alla fine del 200, primi del 300, con l'arrivo dell'orologio meccanico, ma il suo fascino silenzioso continua a resistere a tutte le modernità e a scandire ancora le ore naturali in alcune località della nostra regione. Sine Sole Sileo è il titolo di una mostra fotografica sulle meridiane antiche e moderne del Friuli Venezia Giulia, aperta al Palazzo Municipale di Palmanova fino al 12 ottobre, un suggestivo percorso tra le meridiane più belle della regione che continuano a sfidare strumenti dai meccanismi sofisticati e modernissimi e ad affidarsi esclusivamente al moto del sole per segnare con le loro lancette d'ombra i passaggi di giorni e stagioni. Per poter toccar con mano sulla Piazza Grande, nel cuore della città stellata, è stata allestita una meridiana orizzontale formata dall'ognomoneo stilo che produce l'ombra e da un quadrante entro il quale sono segnate le linee orarie e la linea equinoziale. Altri begli esempi di questi orologi senza ingranaggi si possono ammirare poi ad Aiello del Friuli, dove alcune abitazioni riportano sulla facciata meridiane di tutte le fogge, o sulla chiesa di Sant'Agnese a Ioannis con 3 quadranti solari rivolti in 3 diverse direzioni, verso il sagrato per segnare le ore del mattino, verso Strassoldo per le ore fino al tardo pomeriggio e centrale che segna l'equinozio nel tempo delle 4 stagioni dell'anno. Una passione che ritorna dunque e che alcune associazioni palmarine vorrebbero consolidare con l'istituzione di una meridiana fissa, costituita con un obelisco che potrebbe trovare collocazione al centro della Piazza Grande.